La terra cominciò a tremare già nel pomeriggio di domenica 14 gennaio del 1968. Piccole, brevi ma intense scosse che provocarono allarme nella popolazione, ma non tale da giustificare una fuga di massa. Poi la notte del 15 la tragedia, prima una scossa del 6° grado, poi un'altra fortissima del 9° grado della scala Mercalli. E per la valle del Belice fu morte e distruzione. Come cartapesta crollarono palazzi, case, chiese. Tragico il bilancio: 370 morti, 1 migliaio di feriti e 98.000 persone senza tetto. Tra i comuni colpiti Montevago, Menfi, Santa Margherita di Belice, oltre a quelli del Trapanese come Salemi e Partanna. Lo Stato intervenne in massa, allestendo le baracche, sistemazione provvisoria si disse, e nella fase della ricostruzione c'è stato di tutto. Come non ricordare la storia del cosiddetto sacco del Belice, fatto di tangenti, di lavori inutili, di parcelle falsate, di ditte fantasma, di finanziamenti gonfiati. La magistratura di Agrigento, Palermo e Trapani avviò inchieste ed indagini, alla fine tutti assolti. Nessuno pagò per i 150 alloggi popolari di Gibellina, costati 1.400.000.000 in più rispetto al previsto, o gli appalti dorati di Salemi o l'asse del Belice, 5 chilometri costati ben 6 miliardi. Tutto scritto nella relazione della commissione d'inchiesta sul Belice che finisce i propri lavori nel 1981. 47 anni dopo la ricostruzione non è stata ancora conclusa, anche perché i 12.000 miliardi di vecchie lire, circa 6 miliardi di euro stanziati dallo Stato per la ricostruzione, non sono bastati a cancellare gli sfregi al territorio causati dalla natura, ma anche dall'incuria dell'uomo. Ma il Belice vive un altro dramma, la grande fuga dei giovani che hanno svuotato i paesi. Viaggi di speranza al nord, all'estero, in cerca di lavoro. Oggi e domani i giorni del ricordo. A Sambuca di Sicilia domani iniziativa dal titolo Chiesa Matrice per non perdere la memoria, alla presenza degli assessori regionali ai beni culturali e al turismo Antonino Purpura e Cleo Licalzi, la sovrintendente ai beni culturali di Agrigento Caterina Greco. La manifestazione si concluderà alle 19 davanti alla Matrice con l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione sia all'esterno che all'interno del monumento.